La sesta corsa è una prova per 3 anni non vincitori di 16.000 euro nella carriera, una bella prova per appunto i 3 anni, sono i 9 dietro le ali dell'autostart per il consueto miglio. All'1 Dollaro Light, 2 Degade e Ronco, 3 D'Artagnan Ferm, 4 Doritos B, 5 Diablo, 6 Danny Pan, in seconda fila 7 Darko Gual, 8 Dioniso degli Dei, 9 Dream Matto, il favorito è il numero 3 di D'Artagnan Ferm con Edoardo Loccisano. L'alternativa individuata in Dioniso degli Dei alla ricerca del quinto successo consecutivo, poi Degade Ronco e Diablo, anche loro seguiti. Macchina che inizia ad accelerare davanti alle tribune. Ci sono problemi per Dream Matto in seconda fila e si parte con velocissimo Doritos B che va all'attacco di Degade Ronco, il quale nega però la posizione al rivale. Insiste Doritos B all'attacco di Degade Ronco, poi D'Artagnan Ferm, quindi ancora Dollaro Light a precedere Dioniso degli Dei all'esterno, il quale è avanti a Darko Gual e a Danny Pan. Insiste Doritos B che con gran spesa passa a condurre e il primo quarto di gara se ne va in 28,3. Degade Ronco in seconda posizione avanti a D'Artagnan Ferm, il quale muove all'esterno bucato dentro da Dollaro Light anticipando le mosse di Dioniso degli Dei. Avanza all'esterno ora D'Artagnan Ferm che dopo 644 va a gravitare a lato di Doritos B. Sempre in seconda pariglia Dioniso degli Dei, quindi il 6 di Danny Pan. Quando siamo a metà gara Doritos B passa il giro in 59,3, si è permesso un 31 di secondo quarto. Doritos guida, D'Artagnan lo accompagna, poi Degade Ronco con accanto Dioniso degli Dei. Quindi Dollaro Light si va verso il chilometro che Doritos B passa in 1,14,8. Dioniso degli Dei che inizia a mettere la figura in terza corsia, passa all'attacco allora D'Artagnan Ferm che va su Doritos B, il quale replica allo steccato, poi ancora Degade Ronco e Danny Pan, la retta di là in 14,7. Doritos B e D'Artagnan Ferm sempre alle prese, poi Dioniso degli Dei con accanto Degade Ronco, in mezzo alla pista si lancia Danny Pan, D'Artagnan Ferm intanto sferra un altro attacco a Doritos B e passa a condurre 14,9 per la piegata conclusiva. È passato D'Artagnan Ferm nei confronti del resto del gruppo aperto a ventaglio, tra i quali emerge Dioniso degli Dei. D'Artagnan Ferm che vince su Dioniso degli Dei. Al terzo posto Danny Pan probabilmente tiene a bada Darko Gual. 29,7 la chiusa, 1,14,2 il percorso esterno di Edoardo Loccisano che allena e guida per la scuderia Noma Farm, questo figlio di Maharaja che in percorso esterno va a scardinare le resistenze di Doritos B che ci aveva provato al comando. Nel finale lo riapprezziamo allungarsi netto vincitore D'Artagnan Ferm ed Edoardo Loccisano, il numero 3 che porta a casa la sesta corsa dall'Arcoveggio.